È un tesoretto per la salvezza il recupero della 12ª giornata tra Bacci e Real Granella. Per i padroni di casa sarebbe la vittoria della tranquillità, per un girone di ritorno da trascorrere nella quiete della metà classifica. I ragazzi di Mister Brutti cercano invece i 3 punti della speranza per scavalcare il Cottini e andare a -3 dal gruppone Football 8 all'Italia e proprio Bacci Immobiliare. Dovranno però provare questa sera a farcela senza il bomber Angelucci e senza Tramacere. Amici di Fanner, un saluto dal Circolo Stella Azzurra. Si recupera la 12ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Benvenuti a Bacci Immobiliare Real Granella. Dunque quasi tutto pronto per il fischio d'inizio di questa prima sfida questa sera alla Stella Azzurra. Come vi dicevo, recupero della 12ª giornata tra Bacci e Real Granella, con il Real Granella squadra ospite che vedete in campo in maglia amaranto, che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Il Bacci Immobiliare invece squadra di casa, maglia bianca, pantaloncini neri, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri schermi. Vi dicevo, quasi tutto pronto, si attende il fischio del direttore di gara. Sul pallone c'è Matteo Pezzuto per il Real Granella, che però vi dicevo questa sera deve scontare 2 assenze importanti, quella di Simone Angelucci, il bomber della squadra, che pensate ha messo a segno 13 dei 26 gol segnati in questa stagione dal Real Granella, che infatti è il peggior attacco del campionato. Intanto qui andiamo subito in cronaca, perché il Real Granella subito rischia, poi però riesce a ribaltare l'azione, anzi quasi ad innescare un contropiede. Ecco che arriva adesso il pallone a De Angeli, poi cerca di scaricare su Zaccagnini, che però non riesce a controllare il pallone. Vi dicevo appunto, Real Granella peggior attacco del campionato, anche peggior rendimento per una neopromossa. Le altre due stanno facendo bene, l'Atletico Fiumicino ha convinto fin da subito, l'altra neopromossa invece il Peperino, impegnata questa sera in una sfida qui proprio alla Stella Azzurra alle 22:30 contro la Calcio a 8. Sta facendo bene, e pensate, il Peperino in particolare ha cominciato a far bene proprio dalla sfida che era veramente una sfida disperata contro il Real Granella. Si sono incontrati alla 9ª giornata, poi da lì pensate il Peperino ha soltanto vinto. Il Real Granella invece ha perso quella sfida, ne ha perse anche altre. Alla fine di 9 punti ha raccolto 2 vittorie e 3 pareggi. Ci prova ancora il Real Granella, qui però subito va a respingere il tentativo Daniele Placido, e dunque Real Granella che dovrà ripartire dalla rimessa affidata al portiere Pitruzzella, che scarica su De Angeli. De Angeli allarga, non riesce a controllare Simone Zaccagnini. Dunque rimessa per il Bacci Immobiliare. Andiamo velocemente a dare uno sguardo a quello che sono le liste dei convocati. Andrea Merciaro tra i pali del Bacci Immobiliare, convocati poi anche Roberto Colucci numero 2, Mirko D'Arpino numero 3, Emanuele Cardinalini è il numero 7, poi c'è Riccardo Caponnetti con il 9, adesso in controllo del pallone Daniele Placido con il numero 14, c'è anche Alessio Tombesi. Gli ultimi due che vi ho detto sono i capocannonieri del Bacci con 11 gol a testa. C'è anche Andrea Lanzi, non è in campo Stefano Salvatori, l'unica riserva questa sera per il Bacci Immobiliare, che intanto ha battuto questo calcio di punizione con Andrea Lanzi. Velocemente anche le liste dei convocati del Real Granella. Seguiamo questa azione prima, che si è spenta sul fallo laterale. Numero 1 in porta Marco Pitruzzella, Gianmarco Greco è il numero 2, tra i titolari c'è Simone Zaccanini numero 3, convocato anche Tiberti con il 7. Qui c'è un calcio di punizione intanto a favore del Bacci Immobiliare, messo a terra un giocatore. Finisco di leggervi i convocati. Alessandro Aless è il numero 13, poi c'è Fabio Casini con il 14, Matteo De Angeli con il 10, Ivan De Seta il 16, Matteo Pezzuto il numero 9, Luciano Pratesi numero 5. Questa è appunto la lista dei convocati per la squadra di Mister Brutti, che adesso si trova a dover fronteggiare questo calcio di punizione. Arriva adesso la battuta con il destro, è uno schema a cercare il tiro del numero 11 e poi però arriva la ribattuta e il vantaggio del Bacci Immobiliare firmato dal numero 2, da Roberto Colucci. Vantaggio del Bacci 1-0.
Beffata su un corner il Real Granella, dunque il corner era uno schema per liberare il tiro ad Alessio Tombesi, poi però alla fine sulla ribattuta è arrivata buona anche la respinta. Qui attenzione che c'è subito un salvataggio sulla linea, protesta ovviamente il Real Granella, il direttore di gara ha deciso di non convalidare la rete, salvataggio sulla linea provvidenziale perché Pitruzzella si era lasciato sfuggire il pallone. Scusate, mi arriva dal campo, è Merciaro il... Qui intanto altro calcio di punizione dal limite a favore del Bacci Immobiliare. Eccolo che arriva il tiro e subito deve metterci le mani il portiere del Real Granella, Pitruzzella. Ecco che arriva il corner, ad uscire un uomo libero che subito va al tiro, il numero 7 Cardinalini, si innesca però il contropiede a favore del Bacci, portato avanti da Casini, Casini va al tiro, spara però alto sopra la traversa. Ovviamente ci scusiamo per l'errore, adesso lo avete visto effettuare la rimessa Marco Pitruzzella, scusatemi. La rimessa effettuata da Andrea Merciaro. Altra azione del Bacci Immobiliare che prova a salire con Lanzi. Lanzi, arriva il contrasto di De Angeli, ma c'è ancora Lanzi in possesso di questo pallone. Arriva lo scarico, arriva anche il tiro e c'è subito il raddoppio del Bacci Immobiliare. Ancora un altro gol del numero 2 di Roberto Colucci ed è 2-0 del Bacci che ha cominciato davvero forte questa sera. Sul gol sicuramente colpevole il portiere del Real Granella, Pitruzzella. Ci scusiamo prima perché invece il portiere del Bacci Immobiliare è ovviamente Merciaro. Qui prova il suggerimento verso l'area di rigore, Zaccagnini non riesce però a trovare nessun compagno. Si attende qualche istante che D'Arpino possa sistemarsi prima di procedere alla rimessa che viene effettuata adesso con le mani da Andrea Merciaro. È una rimessa corta, prova subito l'imbucata centrale il Bacci Immobiliare, il pallone arriva in qualche modo lì davanti, Bacci che però deve ripartire da una rimessa battuta da D'Arpino. Ancora il numero 3 in possesso del pallone, decide di scaricare centralmente da Lanzi che poi perde però il pallone, esce però e lo fa bene il portiere Merciaro che ancora va a servire davanti, arriva il cross, qui si va a buttare Pitruzzella a negare un altro tiro che poteva essere davvero molto pericoloso. Ancora Bacci che però è andata anche ad intercettare questa rimessa lunga di Pitruzzella, pressing accennato da De Seta, ancora Bacci in possesso del pallone, resiste al tentativo di fallo, ancora una volta deve distendersi Pitruzzella, il Bacci Immobiliare tira da tutte le zone. Corner dunque a favore del Bacci Immobiliare, arriva adesso, è un altro schema a favorire il tiro di Cardinalini che però questa volta spara alto sopra la traversa. C'è anche il primo time out della partita.
Ancora Bacci in possesso di questo pallone, messo a terra dal numero 9, da Caponnetti, che poi subisce anche il fallo. Altro calcio di punizione dunque a favore del Bacci Immobiliare. Gli uomini sistemati in barriera da Pitruzzella, che vuole veder partire il pallone. Eccolo Lanzi, il suo tiro però non rappresenta un pericolo per la difesa del Real Granella. Pitruzzella ha provato la rimessa sulla corsa, poi decide invece di aspettare più prudentemente. Gira il pallone dietro il Real Granella, buono qui il suggerimento per il numero 16 De Seta, che poi riesce a girarsi sulla sinistra. Ancora lui in possesso di questo pallone, poi De Angeli, lo scarico su Zaccagnini, il pallone arriva al centro, c'è il tiro e deve andarci qui con i guantoni Andrea Merciaro a respingere il tiro di Pezzuto. Calcio di punizione da posizione insolita per il Bacci Immobiliare. Il direttore di gara dunque ha visto un contatto irregolare, non ha assegnato il calcio di punizione a favore del Real Granella. Pitruzzato è andato alla rimessa, De Seta, buono il suo suggerimento. Arriva il pallone quasi per il tiro di Matteo De Angeli, spazzato all'ultimo dalla difesa del Bacci. Si gira Pratesi. Il pallone arriva a De Angeli, riesce ad andare da Zaccagnini, non c'è fallo, lo chiedeva il numero 10 del Real Granella. Scarico sempre da Pratesi, il pallone in qualche modo arriva scodellato in area di rigore, di prepotenza poi prova ad andarci Pezzuto, che alla fine subisce il fallo. Ed è una buona occasione questa a favore della squadra ospite, sotto quando siamo a metà del primo tempo, di 2-0, segnate entrambe da Roberto Colucci. Tre giocatori in barriera. De Angeli a disturbare il portiere del Bacci. Arriva il fischio dell'arbitro, arriva anche il tiro che si perde nella barriera di Pizzuto, ancora tiro sulla barriera, poi Pezzuto va a scaricare il pallone, arriva a Pratesi. Anche il suo tentativo è ribattuto, poi decide il numero 13 di ripartire dal portiere. Pratesi, scarico in avanti da Zaccagnini, chiede palla, la riceve De Angeli. Il suo cross arriva un po' sporcato in area di rigore, prova a spazzare D'Arpino, ancora quasi possesso, agganciato, pallone agganciato da Pezzuto. Alla fine però si riparte dalla rimessa dal fondo di Merciaro. De Angeli, buono il suo suggerimento, lettura però anche buona della diagonale da parte della difesa del Bacci. Ora mette palla a terra Pratesi, che poi si conquista una buona rimessa laterale, c'è stato il tocco infatti di Caponnetti. Battuta la rimessa a cercare sempre il numero 9 Pezzuto lì davanti, ancora Pezzuto che quasi ruba il pallone al portiere del Bacci. Poi riesce a uscire però la squadra di casa e c'è anche il fallo secondo il direttore di gara su Mirko D'Arpino. Lanzi, D'Arpino, ancora Lanzi. Scarico al centro ma non riesce a controllare Placido. Prova dunque la ripartenza il Bocci, portata avanti da Zaccagnini, che poi preferisce scaricare indietro. Pratesi, pallone scodellato per Pezzuto che fa a spallate, poi finisce a terra. Tutto regolare secondo il direttore di gara, anzi non è regolare qui il ritorno di Pezzuto che commette fallo su Alessio Tombesi.
Della battuta del fallo si incarica l'estremo difensore del Bacci Immobiliare. Andrea Merciaro va adesso lungo, sempre a cercare il compagno in avanti, non si fa sorprendere qui la difesa del Real Granella, che costringe il Bacci a ripartire dalla rimessa laterale. La batte adesso Mirko Darpini, cercato Lanzi, poi il pallone arriva a Colucci che prova ancora il tiro, questa volta respinto. Si deve accontentare della rimessa laterale il numero 2, già autore di 2 gol in questa partita. Ecco la battuta della rimessa laterale, pallone arpionato lì davanti da Colucci che poi cerca la porta, ma questo tiro non è un pericolo per Pitruzzella, che riesce a cercare bene in avanti. Rimessa laterale a favore del Real Granella. Battuta adesso. Deve resistere al pressing del Bacci che si sta facendo sentire. Si muove sulla fascia sinistra il Real Granella, poi però c'è l'errore. Allora c'è anche il contropiede, ultimo tocco però sbagliato. Ancora lì davanti in area c'era Colucci che poi però commette fallo, il numero 2 del Bacci. De Angeli a provare a far ripartire i suoi, tocca soltanto Lanzi ma non sporca la traiettoria, l'apertura verso sinistra. L'imbucata centrale però non è controllata da nessuno, nessun problema allora per Merciaro. Ecco l'altro tiro, sempre del numero 9 di Caponnetti che ultimamente sta andando spesso al tiro, sempre dalla distanza. De Angeli, Pratesi, ancora il numero 5 del Real Granella ad impostare. Prova ad allargare il gioco la squadra di Mister Brutti. Alessio e poi Pratese, il cross in mezzo, c'erano 2 giocatori in area, arrivata però la buona copertura del Bacci che poi prova a ripartire sempre con Colucci, il pallone è intercettato, Pratesi prova ad andare avanti, subisce il fallo, qui il numero 5 del Real Granella, calcio di punizione a favore della squadra ospite. Luciano Pratesi decide di andare a scaricare corto, ancora lui incaricato di impostare. Ecco che poi il pallone arriva in qualche modo a Pezzuto che però è isolato e pieno e circondato da giocatori in maglia bianca. Prova allora a ripartire il Real Granella, mette palla a terra adesso De Angeli. Altro suo suggerimento verso la sinistra che questa volta è letto bene dal Bacci, ancora con Caponnetti al tiro, esce di pochissimo qui l'invenzione del numero 9 del Bacci. Cercata la palla per Zaccagnini che riesce ad arrivare su questo pallone, poi mette la palla al centro, impreciso il tap-in di Matteo Pezzuto, vicino però al 2-1 il Real Granella. Si riparte con la rimessa di Andrea Merciaro dopo il time out, quando mancano circa 5 minuti più il recupero che concederà il direttore di gara alla fine del match. Entrato in campo intanto Alessio Stampone. Zaccagnini scarica da Alesse, ancora però c'è Alessandro Alesse in possesso di questo pallone, pressing accennato da parte dei giocatori del Bacci, poi suggerimento in avanti, in qualche modo il Granella torna in possesso di questo pallone con Casini che poi è costretto a tornare da Alesse. Fatica ad impostare il Real Granella, ci prova adesso ma è buona la lettura difensiva da parte del Bacci. Lo scarico di Caponnetti che fa girare all'indietro, poi prova ad arpionare lì davanti il pallone Andrea Lanzi senza riuscire però, e dunque regala la rimessa agli avversari.
Tambesi ha dato adesso il pallone a Stampone, attenzione perché c'è subito il tiro di Stefano Salvatori, che ha provato subito su questo errore in disimpegno della difesa del Real Granella, o meglio errore in impostazione, perché c'era la squadra Amaranto in possesso del pallone. Ecco il suggerimento stoppato da Zaccagnini, che poi subisce fallo. Era vicino il direttore di gara, che fischia dunque il calcio di punizione a favore del Real Granella. Duello tra numeri 3, è rimasto a terra in realtà poi il numero 3 del Bacci, Mirko D'Arpino, prova a risollevarsi adesso. Sembra comunque risolto tutto per il numero 3 del Bacci. Chiaro che insomma la temperatura non è delle più favorevoli al gioco e ogni contatto può far male. Luciano Pratesi a battere questo calcio di punizione, arriva una sassata e arriva il 2-1 del Real Granella, un gol spettacolare del numero 5 di Luciano Pratesi, che accorcia le distanze sul finire di primo tempo. 2-1. Dunque Real Granella che riesce ad accorciare le distanze, attenzione perché subito invece arriva il 3-1 del Bacci, sbaglia tutto qui Marco Pitruzzella, alla fine si devia da solo il pallone in porta, è 3-1 a favore del Bacci. Subito dopo il 2-1 la reazione della squadra padrone di casa. Tutto da rifare dunque per il Real Granella, ancora sotto di 2 gol dopo aver trovato con Luciano Pratesi uno spettacolare gol del 2-1. Altrettanto notevole, ma non per la spettacolarità, il 3-1 inevitabilmente segnato dall'errore di Pitruzzella. Ancora altro passaggio verso l'area di rigore da parte del Bacci con uno scatenato Placido. Ancora Bacci, davvero molto veloce, arriva l'imbucata, arriva il tiro! Vicinissimo al 4-1 il Bacci Immobiliare con Stefano Salvatori. Ecco la palla verso il centro, nessun problema per Andrea Merciaro. Merciaro ancora in possesso di questo pallone, lo scarica subito da D'Arpino. Fa giro palla fin da dietro il Bacci. Qui Pitruzzella recupera questo pallone, innesca i suoi. Il pallone arriva a Pezzuto, prova il colpo di tacco ma non c'è nessuno a poter ribadire in porta. Dall'altra parte allora il Bacci Immobiliare con Placido che però perde questo pallone. Zaccagnini ancora dall'altra parte per Pezzuto e arriva il 3-2 del Bacci Immobiliare, il gol di Matteo Pezzuto. L'ha cercato tanto, alla fine l'ha trovato. Bello il gol, ma soprattutto 3-2 per il Real Granella. Ancora in possesso di palla il Bacci, qualche protesta, finiscono a terra ma gli arbitri non fischiano. Ancora altro tiro, questa volta è presente Marco Pitruzzella che blocca il pallone e nega il gol del Bacci. Fondamentale dunque almeno mantenere sul finale di primo tempo questo svantaggio di una sola rete. Stampone prova l'azione personale, il numero 11 messo a terra, calcio di punizione per il Real Granella. Si è spento un po' il Bacci dopo il gol
2-3. Va detto insomma che è arrivato proprio subito, però va anche detto che il Bacci dopo il gol del 3-1, esattamente all'azione successiva, aveva trovato il gol difficile da attribuire a Placido, forse è più colpa di Pitruzzella. Fatto sta che adesso si trova a dover fronteggiare un altro calcio di punizione che andrà a battere ovviamente il numero 5, Luciano Pratesi, dopo che lo stesso Pratesi ha davvero fatto bene in occasione del primo gol del Real Granella. Qui invece prende la barriera, arriva anche il fischio arbitrale, finisce qui il primo tempo tra Bacci Immobiliare e Real Granella, recupero della 12ª giornata davvero scoppiettante, conduce il Bacci per 3-2. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, ultimi controlli da parte del direttore di gara, arriva adesso il fischio, in possesso del pallone c'è il Bacci Immobiliare, squadra di casa in maglia bianca che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e che conduce per 3-2, 2 reti realizzate da Roberto Colucci, una è un po' di difficile attribuzione, il tiro è di Placido ma c'è tanta colpevolezza da parte di Pitruzzella che l'ha deviata in porta. Pitruzzella portiere del Real Granella, squadra ospite che è sotto di un gol, ne ha fatti però 2, una splendida punizione di Luciano Pratesi, poi però un altro splendido tiro al limite dell'area da parte di Matteo Pezzuto. Real Granella, squadra in maglia amaranto, qui chiama palla e riesce ad abbracciarla, a conquistarla senza problemi Pitruzzella. Real Granella, maglia amaranto che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri schermi. Lo ricordiamo, il match è il recupero della 12ª giornata della Serie A della Lega Calcio a 8, un match in chiave salvezza per il Bacci, sarebbero 3 punti importanti per confermare, diciamo, una posizione che al momento è quella di metà classifica. Dall'altra parte per il Real Granella che è penultimo a 9 punti, questa sarebbe la terza vittoria in campionato. Altro colpo di testa, ancora altra azione che non si concretizza, il pallone alla fine percorre soltanto tutto il campo da un portiere all'altro. Vediamo se qui ci prova il Real Granella. Calcio di punizione fischiato, commesso irregolarità da parte di Luciano Pratesi. Dunque un calcio di punizione a favore del Bacci Immobiliare, grosso modo dalla stessa zolla dove l'autore del fallo, proprio il numero 5 Luciano Pratesi, ha trovato nel primo tempo un gol spettacolare proprio da questa distanza, era riuscito infatti ad andare in porta. Prova l'altro tiro dalla distanza, qui il numero 8 ci mette la mano Pitruzzella che si riscatta. E dunque, sempre proprio da quella mattonella che questa sera è davvero particolarmente fortunata, Andrea Lanzi è andato vicinissimo al gol del 4-2, ma ha trovato un super Marco Pitruzzella, a cui, se possiamo dare attenzione, perché arriva il tiro dalla distanza, eccolo il gol del 4-2 del Bacci Immobiliare, questa volta Pitruzzella non può niente, 4-2 del Bacci. Ecco il pallone, arriva adesso lo scarico all'indietro, De Angeli, scarica su De Seta, si conquista poi una rimessa laterale, il numero 16, Casini, gira da Tambesi, da Pratesi, scusate, ancora Pratesi in possesso del pallone, si gira. Arriva Zaccagnini a supporto, pallone però è del Bacci Immobiliare, arriva lo scarico su Caponetti, ruba palla Fabio Casini, Casini deve provare a inventarsi qualcosa, ancora in possesso di palla il numero 14, prova il cambio di gioco, buono l'aggancio qui di De Seta,
De Seta prova a servire Pezzuto, eccolo il suggerimento in avanti, troppo lungo però perché Casini potesse arrivare al cross verso l'area di rigore. Parlando del rendimento di queste due squadre, anzi prima andiamo in cronaca con Caponnetti che va al tiro, ci mette la mano Pitruzzella, ancora una volta un tiro dalla distanza del numero 9. E davvero insomma bisogna rimanere sempre attenti a quello che succede in campo, le squadre non si danno pause. Qui il corner spiovente messo fuori, prova il contropiede il Real Granella, ma c'è il buon suggerimento in avanti, messa la palla a terra da Lanzi, altro tiro dalla distanza, altri brividi per la difesa del Bacci Immobiliare che dopo la pausa natalizia ha sicuramente iniziato bene, conquistando 2 vittorie, una in uno scontro diretto per la salvezza con il Football 8 in Roma Nord, vinto per 3-1, e poi lunedì addirittura il Bacci è andato a vincere per 6-3 su un campo non facilissimo, quello dell'Italia Calcio. Anche questo era, diciamo, uno scontro importante in quota salvezza. Dunque una classifica, quella del Bacci, quella che il Bacci si sta costruendo proprio contro le dirette avversarie e al momento sta confermando questo fattore anche contro il Real Granella, conducendo per 4-2. Caponnetti, scarico in avanti da Salvatori, poi il pallone attraversa tutti i limiti dell'area, ci prova da sinistra il Bacci, arriva il suggerimento in avanti ed eccolo il gol di Riccardo Caponnetti. Ottimo anche il suggerimento di Salvatori ed è 5-2 del Bacci che sta dilagando. Chiaro che adesso il risultato inizia ad essere addirittura severo, anche insomma un po' per quello che si è visto in campo. Un primo tempo condotto quasi alla pari, infatti concluso per 3-2, poi forse il Real Granella non ha trovato la giusta determinazione anche per il secondo tempo. Salvatori scarica sulla sinistra, poi richiede il pallone al centro il numero 15, arriva adesso ancora un altro tiro, 6-2 di Riccardo Caponnetti, è una coppia micidiale quella con Salvatori, ancora una volta assist del numero 15, gol del numero 9. Chiesto dunque il time out da parte di Mister Brutti, che ha dato sicuramente indicazioni ai suoi sul cercare almeno una timida reazione ed evitare un passivo così pesante. Real Granella che insomma ha difficoltà un po' da tutti i punti di vista, è il peggiore attacco del campionato con i 2 di oggi, ne ha segnati 28, tra l'altro ricordiamo oggi c'è anche l'assenza di Simone Angelucci che ha segnato, pensate, 13 dei 28 gol messi a segno dalla squadra di Brutti. Qui buono il recupero da parte della difesa del Bacci e vi dicevo insomma un Real Granella che se ha insomma la sua difficoltà principale in attacco, anche l'assetto difensivo è da rivedere. 6 gol subiti oggi, 3 nella precedente sfida, quella di lunedì in casa contro il neopromossa l'Atletico Fiumicino, e poi un'altra trasferta davvero maledetta è stata anche quella sul campo del Testaccio, certo squadra di spessore, una delle big della Serie A, con cui il Real Granella ha perso per 7-3. Qui prova l'imbucata centrale il numero 8 che però non ha trovato un compagno
in grado di andare in avanti. Qui il pallone non esce, buono il suggerimento, fallo su Fabio Casini, calcio di punizione dal limite, già battuto a sorpresa, ed eccola la rete del Real Granella, eccola la reazione, 6-3. Gol di una delle colonne della squadra, parliamo del numero 10, Matteo De Angeli. De Angeli che poi rinfranca i suoi e dice che la partita è ancora lunga. Eccolo il cross di Pezzuto bloccato da Merciaro. Certo è che nelle difficoltà comunque va detto che il Real Granella si è segnalato in questo girone d'andata per delle buone prestazioni su campi difficili. Ricordiamo che l'esordio in questa stagione è stato con il pareggio per 1-1 sul campo dei campioni delle ultime due stagioni del Cotton Club, addirittura Real Granella che era passato in avanti con il gol di Lorenzo Tramacere, che è uno degli assenti di lusso di questa sfida, insieme ovviamente al bomber Simone Angelucci. E poi insomma un altro pareggio importante, quello che Real Granella ha ottenuto sul campo del Gem, che specialmente in casa è difficile da battere. Buono qui il recupero di Pezzuto, che sembra avere una marcia in più, poi prova a girarsi qui Stampone, non riesce ad arrivare in porta. Poi qui impreciso il suggerimento per Caponnetti, la palla si perde non sul fondo, l'arbitro ha assegnato rimessa laterale. Battuta adesso, prova Casini a far respirare la sua squadra, deve però ripartire da dietro. Eccolo il suggerimento in avanti, palla messa a terra, poi lo scarico sempre da Pezzuto, che non riesce però a controllare il pallone. Qui forse è sbagliata il primo suggerimento, poi però il pallone torna al Real Granella con De Angeli che scarica, prova Stampone, De Angeli, il pallone non arriva a Pezzuto davvero per pochissimo. In pressing Casini, in pressing anche sul portiere il Real Granella. Qui il colpo di testa, attenzione perché c'è il tiro, la deviazione provvidenziale qui di Alessandro Alesse sul tiro di Salvatori. Salvatori sicuramente bravo a fare assist, qui forse è mancata un po' di cattiveria al numero 15 del Bacci, che è tutto solo davanti alla porta, se ne è uscito con un tiro un po' troppo timido, che ovviamente è un fattore positivo per le speranze del Real Granella. Corner dunque a favore del Bacci, 3 giocatori in area di rigore. Al limite c'è Cardinali, eccolo il corner, ci mette la mano Pietrozzella, dall'altra parte si ripartirà da una rimessa laterale, la batte Cardinalini, arriva in area questa rimessa, riesce a spazzare Real Granella che deve provare a partire, ecco il pallone, non riesce ad agganciarlo Matteo Pezzuto, che poi va in pressing. Però l'ultimo tocco è suo, rimessa laterale a favore del Bacci Immobiliare. La rimessa lunga, Alesse, il pallone arriva in qualche modo ad Andrea Pezzuto, poi Casini che va al cross, c'è il colpo di testa a spazzare fuori e il corner a favore della squadra ospite. Ecco la battuta del corner, cercato il tiro di Casini, subito però ribattuto, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Mister Brutti. Sempre Casini, deve provare a liberarsi del pallone ma alla fine lo perde, un pallone che però arriva in una zona dove non c'è nessuno. La rimessa laterale
Ci va addirittura Petruzzella. Bacci ovviamente sbilanciato in avanti a cercare quanto più possibile di rendere ancora interessante la partita. De Seta prova a muoversi il numero 16, arriva il cross che però viene respinto. Prova allora a ripartire in contropiede il Bacci Immobiliare, c'è però il ritorno di De Angeli, non trattenuto, ancora una volta l'errore sotto porta di Stefano Salvatori che non riesce a ribadire a fare il 7-3. Rischi che il Real Granella però è ovviamente costretto a correre sotto ancora di 3 gol. De Seta, De Angeli, si gira bene e serve Casini, cerca di nuovo il servizio sulla corsa, invece il numero 11 Stampone ha deciso di tirare, ma era presente Merciaro. De Seta, ancora un servizio sulla corsa, buona la lettura del Bacci Immobiliare. Colucci, l'autore di 2 dei 6 gol del Bacci. Ancora il numero 2, arriva il cross rasoterra messo fuori. Casini nega il corner al Bacci. Pallone poi perso da Stampone, rimessa laterale a favore dei bianchi. Battuta da Cardinalini, gira, poi arriva il tiro che pizzica la rete, ma è fuori dalla porta difesa da Marco Petruzzella. La rimessa è corta, con le mani. Le indicazioni sono tutte per andare in avanti. Guida la squadra dal campo Matteo De Angeli. Casini, Stampone, deve servire sulla corsa Casini, alla fine cerca di andare al centro ma perde il pallone, prova a ritornare su Colucci, possesso ancora del Bacci che va a girare con Lanzi, eccolo lo spioventa al centro, il colpo di testa, c'è la scorrettezza, il fallo e dunque Real Granella che però ha già battuto a sorpresa il calcio di punizione. Matteo Pezzuto va a girare. Battuta la rimessa laterale. Battuta male. Regalata dunque al Bacci. Lanzi su questo pallone riesce a partire il numero 8, Lanzi va al tiro che viene murato, Stampone non riesce a servire un compagno e allora Lanzi, lui invece riesce a servire il suo numero 7 Cardinali. Fase un attimo confusa del match, prova a mettere ordine il Real Granella con questa azione sulla fascia sinistra, si perde il pallone sul fondo, ma Greco si accontenta del corner. Eccola la battuta del corner, il colpo di testa, la traversa di Matteo De Angeli, sfortunato qui il Real Granella. Petruzzella, Casini. Poi altro tiro, ci mette la mano Merciaro per evitare altri pericoli. Dunque corner a favore del Real Granella, quando mancano ormai meno di 10 minuti alla fine del match. Eccolo il corner battuto, Campanile che si alza verso l'area, prova a prendere lo Stampone ma alla fine non riesce, prova allora il Bacci a distendersi in contropiede, ecco il pallone che arriva a Placido, Placido va a scodellare la palla al centro, non c'è nessuno però un po' impreciso qui il numero 14 De Angeli, lo scarico da Casini,
va il numero 14, prova a dribblare l'uomo e poi arriva al tiro, ma c'è Andrea Merciaro pronto e corner per il Real Granella. Casini batte questo corner per il direttore di gara, fallo in attacco. C'è anche un cartellino giallo estratto dal direttore di gara tra le proteste di un po' tutto il Real Granella. Pallone in avanti, il colpo di testa, messa a terra la palla, il servizio per Lanzi. Ancora Lanzi, prova a tornare su questo pallone. Vediamo se alla fine riesce a conquistare la rimessa. Effettivamente è così, buono lo sprint nel numero 8 del Bacci. E qui adesso viene nuovamente affidato il pallone. Va anche al tiro, che però è alto sopra la traversa della porta difesa da Pitruzzella. Casini fa girare indietro. Al centro De Angeli, prova a conquistarsi questo pallone, buona però l'iniziativa di De Seta. Eccolo il cross, arriva anche il colpo di testa, un campanile, può tornare il Real Granella, il pallone lo mette a terra Casini, Casini sceglie di ripartire da dietro, Alesse, De Angeli non riesce a trattenere il pallone sul rettangolo di gioco. Eccolo il Bacci, allora la rimessa. Pallone scodellato in avanti. Era buono il servizio, la determinazione. Poi il pallone arriva in qualche modo in area di rigore, a terra, pezzuto per l'arbitro, però non c'è niente. Ancora proteste dei giocatori del Real Granella che poi provano anche il pressing senza riuscire. Corner battuto, scusatemi, tiro ribattuto. Poi qui il fallo su Andrea Lanzi, ancora proteste dei giocatori del Real Granella, una partita che si sta un po' inasprendo in questa fase finale. Sembra esserci però il fallo sul numero 8. Chiede la barriera Marco Pitruzzella. Tre gli uomini in barriera, questi quelli che ha voluto Pitruzzella. E c'è il gol, faceva bene a temere il portiere del Real Granella il gol, perché effettivamente il gol è arrivato, un gol spettacolare dalla distanza, il 7-3 del Bacci Immobiliare. E dunque è un risultato troppo ricorrente nelle trasferte del Real Granella, questo 7-3, attenzione perché può diventare ancora più severo. Prova ad uscire Pitruzzella, Colucci sul pallone, arriva lo scambio, arriva anche il tiro e arriva l'8-3 del Bacci Immobiliare. Mancava effettivamente il gol di Alessio Tombesi, il 12° in campionato, 8-3 del Bacci. E dunque con il gol di Tombesi questa sconfitta si fa ancora più severa dell'ultima trasferta del Real Granella, che era sul campo del Testaccio, dove la squadra di Mister Brutti aveva perso per 7-3. Qui addirittura le reti del Bacci sono 8. Le ultime due arrivate a ripetizione. Qui Merciaro va a bloccare l'ultimo ormai timido assalto del Real Granella in passivo di 5 gol. De Seta prova a ripartire,
pallone in qualche modo arriva a Stampone, Casini, sponda di De Angeli, prova la rovesciata, Pezzuto, non troppo convinto. Ovviamente però è difficile trovare la determinazione quando si è sotto di 5 reti. Ricordiamo che questo era un recupero della 12ª giornata, sono 3 punti davvero fondamentali per il Bacci Immobiliare, che a questo punto insomma può godersi un girone di ritorno molto più tranquillo. È la terza vittoria consecutiva, tra l'altro terza vittoria contro un'avversaria diretta, perché oltre all'8-3 contro il Real Granella c'erano state anche dopo la pausa di Natale sempre le vittorie contro Football 8 di Roma Nord e dall'Italia Calcio, che adesso il Bacci va anche a staccare in classifica, era a 15 punti proprio a pari merito con Football 8. Altro tiro dalla distanza qui che pizzica soltanto la porta, anzi in realtà si perde alla sinistra e la porta difesa da Pitruzzella. Vi dicevo, vittoria fondamentale per il Bacci, che adesso con 18 punti riesce a staccare proprio l'Alitalia e il Football 8. Tiro ribattuto, Casini prova il servizio verso Merciaro, che blocca senza problemi. Buona la prestazione dell'estremo difensore del Bacci. Dall'altra parte Pitruzzella, alla fine possiamo considerare buona anche la sua prestazione. È vero che se su un gol è colpevole, ha fatto anche un miracolo su un calcio di punizione battuto da Lanzi. Altro calcio di punizione sempre a favore della Real Granella, battuto a sorpresa, Pezzuto. Arriva il triplice fischio dell'arbitro, arriva una vittoria importantissima per il Bacci Immobiliare, che vince questo recupero della 12ª giornata, vince un'altra sfida contro un'avversaria diretta per la salvezza e dunque stacca Football 8, Roma Nord ed Alitalia Calcio. Per il Real Granella ovviamente ci sarà un girone di ritorno di grande sofferenza.